Un fatto sicuramente grave che ha interessato un po' tutta l'opinione pubblica, da ieri anche le reti nazionali ma anche internazionali. Una vostra valutazione su quanto è successo? Beh, sicuramente è una cosa che non fa piacere, che un ulteriore atto di violenza venga commesso in questo posto che è simbolico ed è un posto dove tutti noi dovremmo riconoscerci. E siamo qui per dare un senso alla presenza di questa stele, un senso a quello che è successo qui nel 1991, e c'è la volontà dell'Associazione Nazionale Magistrati della sezione di Agrigento assieme all'Associazione Amici di Rosario Livatino e all'Associazione Tecnopolis di ricostruire quello che è stato distrutto, anche lasciando la cicatrice, perché è un segno, è giusto che resti, di quello che avviene in questa nostra terra, e in modo che questo luogo sia di nuovo pronto e lasciato alle donne e agli uomini di questa terra per la commemorazione di settembre. Ma come ha detto il dottore Vella, ma innanzitutto per me, ma per tutti, questo è un luogo che la nostra coscienza, è un luogo che è la nostra intimità di valori. Quello che è stato il sacrificio del giudice Livatino, non sta a me qui ricordarlo, lo sappiamo tutti, ed è una persona e non un personaggio, una persona che è assolutamente nota a livello nell'intero territorio nazionale. Aggiungo che c'è stato come dire, proprio emotivamente una corsa, una partecipazione da parte di diverse realtà a intervenire per recuperare l'integrità di questa nostra coscienza in questo luogo. L'Associazione della Strada per gli Scrittori, il Felice Cavallaro, il Presidente, mi ha telefonato e mi ha detto che avevano il piacere di occuparsi loro, evidentemente insieme agli altri, al contributo di tutti, del ripristino di questa stele. Così come devo dire che anche stamattina l'avvocato Fioretti della CMC mi ha telefonato e mi ha detto: siamo noi assolutamente disponibili a farci carico del ripristino di questo luogo. Ora, come ha detto giustamente il dottore Vella, le modalità attraverso cui verrà ripristinato e rimesso in corretta e giusta e opportuna visione tutto quanto verrà evidentemente concordato anche con l'associazione Tecnopolis e gli amici del giudice Livatino, con l'autorità giudiziaria, con l'autorità religiosa, qui c'è Don Livatino, ed è una cosa. L'avvocato Fiorotti o Fioretti, francamente in questo momento credo che sia Fioretti, siamo rimasti d'accordo che se qualcuno si occuperà della stele, io ho chiesto alla CMC di occuparsi invece di dotare di una adeguata illuminazione questo posto, dotare questo luogo anche di un sistema di videosorveglianza che possa comunque come come misura passiva essere un accorgimento in termini di cautela, occuparsi anche nei limiti del possibile di una migliore sistemazione di questo posto, prevedendo per esempio anche l'installazione di una panchina o due panchine, perché chi volesse o ritenesse di fermarsi per un pensiero, per una riflessione, abbia la possibilità anche magari di sedersi. E la CMC si è detta assolutamente pronta a intervenire su questo tipo di attività, d'accordo ed intesa ovviamente con l'ANAS, perché tutte quante queste cose non devono essere di disturbo in violazione rispetto alla circolazione statale del viadotto, quello che noi vediamo è il viadotto intitolato già al giudice Livatino.